Abbiamo avuto dei rinforzi per garantire un Capodanno sereno sia a Venezia che a Mestre che a Jesolo e che anche in altre realtà. C'è un ingentissimo numero di personale che raccoglie tutte le forze di polizia, quindi l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e ovviamente la Polizia di Stato. 200 uomini in più per garantire il massimo della sicurezza possibile al Capodanno veneziano. Piazza San Marco, come sempre, sorvegliata speciale per l'ormai tradizionale bacio di mezzanotte. Il dispositivo stabilito dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è già entrato in funzione da 24 ore con le modalità già testate per gli altri grandi eventi di questo 2018, dal Carnevale al Redentore. Nuove invece le misure disposte per evitare il sovraffollamento dei locali dopo la tragedia di Corinaldo, dal divieto per lo spray al peperoncino, oggetto di una specifica ordinanza comunale valida per la notte di Capodanno, alle verifiche sulla sicurezza di pub e discoteche. I controlli, assicura il questore Danilo Gagliardi, saranno capillari. Congiuntamente a funzionari dei Vigili del Fuoco ci sarà personale della Polizia Amministrativa e dell'Ispettorato del Lavoro che attueranno insieme alla Guardia di Finanza dei team per andare a fare dei controlli preventivi nei locali che riteniamo saranno densamente affollati di giovani che aspetteranno lì il Capodanno. Questo per garantire un serenissimo inizio 2019.